La proprietaria del bar si è avvicinata portandomi il caffè con sotto il piattino un bigliettino in cui mi diceva: per piacere rimani dentro al bar perché c'è una persona che non mi piace. Intuito determinante che ha permesso di sventare una rapina che poteva avere anche gravi conseguenze. Tutto è accaduto nella serata di giovedì in questo panificio pasticceria di via Lovarini a Lovadina di Spresiano, come ci racconta il fratello della protagonista e comproprietario dell'attività. Un nuovo cliente è entrato nel nostro locale, nel nostro negozio, e dopo aver ordinato birra e pizzette praticamente non gli andava bene il conto, e in quel momento ha preso la pistola e l'ha puntata verso mia sorella. A quel punto è intervenuto il vicebrigadiere, in quel momento in borghese fuori servizio. Visto anche perché dentro al bar c'era tanta gente, tantissima gente. Visto ciò mi sono avvicinato, l'ho preso da dietro, lui mi ha tolto, mi ha puntato la pistola e di là l'abbiamo rimobilizzato un'altra volta. E dopo, tramite un amico che era con me, gli abbiamo tolto la pistola dalle mani. L'apparenza era come la nostra, identica, tipo una berretta 92, priva di tappo o colorito perché da lontano non si riusciva a capire, e comunque l'abbiamo disarmato. Il trentenne, un giostraio che vive a San Polo di Piave, già conosciuto alle forze dell'ordine, ora dovrà rispondere tra i capi di imputazione di tentata rapina e di porto abusivo d'arma atta ad offendere. Una vicenda che i gestori difficilmente dimenticheranno. Voi avete preso paura? Beh sì, perché insomma trovare una pistola puntata nel volto non è una cosa di ogni giorno, insomma. Una situazione fulminea dove la prontezza di spirito e il sangue freddo hanno fatto la differenza. Quel ragazzo che era con me, quando ha visto che ero in difficoltà comunque perché aveva la pistola in mano, sto signore qua, e io lo avevo bloccato, però ero da solo, e si è portato davanti, ha tolto la pistola immediatamente, l'ha messa per terra e poi sono arrivati i colleghi. Il plauso per l'azione è arrivato anche dal comando provinciale. È un luogo comune dove si dice che i carabinieri sono in servizio 24 ore su 24, lui ne è un esempio lampante. Spontaneo quanto emblematico il commento finale del vicebrigadiere. Lo rifarei comunque perché è il mio lavoro, insomma.